Benvenute e benvenuti a tutte e a tutte a un nuovo incontro delle micropillole di sardità, un spazio del Círculo Sardo destinado a la difusión de la cultura sarda. En el caso de hoy vamos a compartir con ustedes una descripción que Gracia de Leda hace de Cerdeña cuando regresa del continente a la isla. Esta descripción, que es larga, nosotros vamos a tomar solo unos fragmentos, fue publicada en Tipi e Paesaggi Sardi en la revista Nuova Antologia il 16 dicembre 1901. Y comienza así. E ancora notte. Sul mare color lila il Candia fila dritto, rapido e bianco, come un enorme cigno palpitante. Dal cielo chiaro la luna versa una favolosa colonna di diamanti sul mare così tranquillo che pare una infinita pianura coperta di erbe, d'un lila metallico, ondeggianti alla brezza. Nella chiara vaporosità della luna, la Corsica appare come una nuvola lontana. In questo sogno infinito di pace e di mistero, la notte svanisce e fra i primi splendori dell'alba appariscono le coste della Sardegna. Sulle rocce di Capo Figari, nere sul cielo d'argento, grava una nuvola che sembra un'aquila immensa dalle ali chiuse. L'isola di Tavolara sorge come un piccolo monte selvaggio, emergente dalle onde tranquille. E poiché è la prima volta che io approdo felicemente alla Sardegna, in questo golfo solitario che pare il principio di una terra ignota, ed ho per la prima volta la visione netta delle cose. Guardo quasi commossa l'isola di Tavolara che mi ricorda, oltre un mio antico delitto poetico, la storiella del suo re e le famose capre dai denti d'oro. Más adelante, después de bajar del barco y tomar el tren para llegar a Nuoro, la escritora nos cuenta: prima di arrivare a Nuoro, il treno passa sul dorso di un monte, sull'alto della vallata di Marreri, uno dei più bei paesaggi che si godano nel viaggio, faticosissimo, del quale, grazie a Dio, sebbene più morti che vivi, siamo al termine. Eccoci a Nuoro. L'aspetto del paese è di un grosso villaggio, ma interessa lo sfondo delle montagne, specialmente quelle di Oliena, che al tramonto assumono un'apparenza fantastica, cambiando inverosimilmente colore come le montagne di un bellissimo scenario. L'aria è fina, la temperatura è fresca, siamo a 600 metri sul mare. L'interno del paese è di una primitività più che medievale, con strade strette e mal lastricate, viottoli casupole di granito con scalette esterne, cortiletti pergolati, porticine spalancate dalle quali si intravedono cucine nere e interni poveri ma pittoreschi. Nuoro ha un corso lastricato e chiese, caffè, ma ciò che può interessare è l'interno del paese. Le casupole di pietra, nido o covo di un popolo intelligente e frugale, che
che lavora e vive tutto l'anno di pane d'orso, che crede in Dio e odia il prossimo per ogni piccola offesa. Verso sera, nei crepuscoli caldi e colorati, quando il vento che quasi ogni giorno spira sonoro, pare siasi raccolto per riposarsi in un'indivisibile tana, sulle soglie delle casette, sugli spiazzi, sedute sulle strade, si vedono gruppi di paesani e di vecchi patriarcali, di donne del tipo forte e primitivo, che sullo sfondo di quelle preistoriche abitazioni di pietra formano dei quadretti di un'antichità rispettabile. Il linguaggio di questa gente semplice e violenta, generosa e rude, nel dialetto spiccato e sonoro, è di una ricchezza di immagini intraducibile. Tutti gli elementi, le belve, le piante, i fiori, molte reminiscenze mitologiche e leggendarie passate attraversano le tradizioni popolari, scintillano nel linguaggio del popolo nuorese come pietre preziose in un rozzo mosaico. Un cerchio di superstizioni, poi di credenze, di fantasticherie, di usanze e costumi biblici stringe questo popolo, pure intelligente e fiero, in un cerchio che io credo indistruttibile, come il mare che circonda un'isola e dal quale quest'isola trae il suo modo di essere e di vivere. Ed è il modo di essere e di vivere del popolo nuorese e di tutto il popolo sardo è così essenzialmente diverso dal vivere delle genti d'oltremare, che a me, ogni volta che ritorno in patria, sembra di trovarmi fra gente sconosciuta, così forte es la impresión que provo. Con estas hermosas y fuertes palabras nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Arrivederci alla prossima puntata. Tu salimba